È stata una vittoria straordinaria, di cui tutti i meriti vanno a Giacomo, alla sua coalizione, al taglio civico e solidale che ha saputo dare al suo progetto, mettendo al centro Vicenza e i vicentini. E poi naturalmente racconta anche che un cambiamento è possibile anche in Veneto. Io, come dicevo, sono stata veramente contenta di aver fatto fino in fondo la mia parte, cioè quando ero appunto consigliera uscente, capogruppo, sentivo forte questa responsabilità perché hai preso tanti voti in passato, hai avuto un ruolo un po', no, comunque di importanza, di visibilità, e quindi io ho capito che volevo candidarmi perché volevo fino in fondo aiutare il cambiamento. Adesso non vorrei esagerare, però mi piace molto una frase di Gandhi che dice: bisogna essere il cambiamento che si vorrebbe vedere nel mondo. Allora io aggiungevo, a cominciare dalla nostra città. La città è decisamente spaccata in due. La compagine di centrodestra ha fatto una grandissima rimonta, è evidente che non è bastata, però c'è stato un grande guizzo d'orgoglio, la gente ha risposto, la gente ha soprattutto capito il messaggio che Francesco ha voluto dare di grande concretezza. Ecco. Temo che dall'altra parte questa concretezza sia un po' labile, insomma la vedremo nei prossimi anni. Noi dovremmo infilarci come un cuneo in quelle contraddizioni che questa futura amministrazione avrà certamente, perché poi sai, in campagna elettorale pur di prendere voti sono tutti disponibili a promettere la luna. Io ho letto di quelle cose inenarrabili, poi se il cittadino ci crede, però prima o poi la resa dei conti ci sarà. Abbiamo dato il 100%, le urne al primo turno l'hanno detto, come lista civica abbiamo dato il massimo e adesso ci aspettano altri 5 anni di opposizione, che sarà un'opposizione costruttiva, incentrata sui temi e per riuscire a capire come farà a mantenere determinate promesse il neo sindaco Possamai.